Bentrovati amici di Reporters TV. Il nostro viaggio nel Melogu riparte da Torralba. Caterina Carta, consigliere comunale, ci ha raccontato qualcosa in più sul suo paese e sull'operato dell'amministrazione comunale. Torralba è un paese di 950 abitanti, ubicato nel centro del Melogu. Come i centri limitrofi combattiamo contro il fenomeno dello spopolamento. Il tasso di natalità è molto basso, tant'è che abbiamo dovuto creare delle pluriclassi con il comune di Bonnannaro. Per quanto riguarda la nostra amministrazione, abbiamo dei punti di continuità con quella precedente. Attualmente stiamo lavorando per ultimare un circuito turistico che comprende la Valle di Nuraghi, le sue 10 tombe dei giganti e le chiese campestri. Il progetto parte con un finanziamento regionale che comprende il restauro delle commessias. Le commessias sono delle casette ubicate nel piazzale di Sant'Antonio che saranno destinate all'alloggio di turisti. Per completare il percorso turistico abbiamo pensato di posizionare delle biciclette all'interno appunto di questo piazzale, affinché il turista dall'alloggio può prendere la bicicletta e sfruttare i percorsi ecologici del paese. L'attrazione turistica più rilevante è sicuramente quella del complesso del Santo Antine, che ora verrà arricchito con l'apertura del museo didattico e del centro di documentazione. Una delle eccellenze del territorio è sicuramente il complesso archeologico di Sant'Antine, avente la reggia nuragica meglio conservata di tutta l'isola. Siamo andati a fare due chiacchiere con Maria Grazia Cambella, responsabile della cooperativa che da anni gestisce il sito archeologico e che offre servizi a tutti i visitatori. Il nuraghe del complesso monumentale di Torralba, datato al 1500 a.C., rappresenta il caposaldo dell'architettura nuragica e rappresenta proprio la sintesi e l'apogeo dell'architettura nuragica. Ai piedi del Santo Antine si estende un villaggio abbastanza ampio, ma non ancora interamente riportato alla luce. Le capanne dello stesso villaggio sono state modificate strutturalmente in epoca romana. La ricostruzione invece del Santo Antine rappresenta un triangolo equilatero su cui baricentro si sviluppa una torre centrale che è alta più di 25 metri. Ai lati del triangolo ritroviamo 3 torri laterali che hanno una distanza quasi uguale per tutti i lati di 42 metri. All'interno troviamo dei bellissimi corridoi di collegamento tra le torri laterali che non ritroviamo in altri nuraghi, e abbiamo scale semplici, scale elicoidali che appunto ci consentono di raggiungere i piani superiori. Abbiamo silos per conservare derrate alimentari e, cosa molto importante, una tipologia di pozzi collegati tra di loro. In tutto il nuraghe infatti ritroviamo 3 pozzi. La cooperativa La Pintadera nasce nel 1991 per valorizzare i beni del comune di Torralba. Naturalmente il primo bene che abbiamo valorizzato è stato il nuraghe Santo Antine. Nel 98 cominciamo il progetto di gestione per la valorizzazione del nuraghe Santo Antine e del museo della Valle dei Nuraghi con la regione Sardegna. Svolgiamo diverse attività, quindi dalla pulizia giornaliera del monumento fino naturalmente alle visite guidate che vengono svolte a seconda di orari che ci consentono appunto di organizzarci e organizzare naturalmente il flusso di visitatori. Siamo riusciti a raggiungere più di 40.000 presenze all'anno, per cui un flusso di turisti abbastanza consistente. L'attività della cooperativa si svolge anche con la gestione di un punto di ristoro
di un negozio in cui appunto vengono venduti dei gadget, dei souvenir e naturalmente un fornitissimo bookshop. Si conclude qui, davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio a Torralba, la puntata di oggi. Nella prossima puntata saremo ospiti dell'abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta e andremo a fare due chiacchiere con il sindaco Silvano Arru.